L'anno scorso era stata una regata un po' vivace dal punto di vista delle richieste che erano state espresse per il motondoso. A distanza di un anno cos'è cambiato? La frase più sintetica sarebbe assolutamente nulla, o meglio, è cambiato in peggio un po' tutto. Davanti al palco delle autorità della scorsa regata storica, centinaia di vogatori del corteo sportivo avevano indossato maschere nere per denunciare l'assenza di politiche contro il motondoso e a tutela di Venezia. Un anno dopo, le 41 associazioni di voga, vela e piccole imbarcazioni a motore che aderiscono al gruppo insieme torneranno ad esporre ancora una volta striscioni e bandiere contro il motondoso. Non faremo nessun alzaremi davanti alla macchina, cioè queste, le forze politiche, mettiamo tutti, non si meritano l'alzaremi. Cioè riconosce che non stanno facendo nulla. Cioè quando faranno qualcosa ricominceremo a fare l'alzaremi. Al momento non c'è un motivo per farlo. L'unico alzaremi sarà tra San Tomé e il Ponte di Rialto, in onore di Palmiro Fonger, il re del remo scomparso questa settimana. Le società remiere tenteranno inoltre di parlare col ministro Salvini, al quale hanno scritto una lettera aperta. Denunce, manifestazioni e prese di posizione sul tema si susseguono da anni. Il 14 novembre 2023 furono convocati per la prima volta a Mestre gli Stati Generali del Motondoso. A quasi 300 giorni le remiere sostengono non sia ancora fatto niente, anzi canali e laguna sono lasciati ancora più in balia del traffico. Qui ci sarebbero i 5 km all'ora, vanno tutti a 10, 15, non c'è... Quando una barca fa la schiuma bianca vuol dire che sta andando oltre l'onda, oltre che a produrre un pericolo alla navigazione, produce anche un danno alla città. È come se in terraferma avessimo delle macchine che entrano nelle strade piccole e buttano via le pareti, le cose, le disfano. E probabilmente qualche intervento lo faremo, qui no. L'aumento esponenziale del traffico, peraltro all'80% legato al turismo, col quale cresce di pari passo, produce un danno continuo a Venezia. È un costo, perché aggiustare una riva, ormai siamo a 15.000 euro al metro, sono 15 milioni a chilometro, si fanno un'autostrada con 15 milioni a chilometro. Per aggiustare una riva, il canale diventa 30 milioni, cioè non sono spese da poco, e chiedere i soldi e non fare nulla per ridurre invece questo impatto, che deriva chiaramente dal numero di barche, dal tipo di onda che fai e dall'accumulo di... Le ore di moto negli ultimi 20 anni sono più che duplicate.